Si è concluso al Centro Culturale Zanussi di Pordenone il ciclo di incontri intitolato Gli scienziati e la guerra, organizzato dall'Istituto regionale di studi europei insieme all'Università della Terza Età di Pordenone e tenuto dal docente di storia della filosofia Daniele Bertacco. Si è parlato della storia delle vite di questi scienziati e di come queste si siano intrecciate tra di loro. Perché un corso non di storia della scienza, ma storie di scienziati? Storia della scienza prevederebbe una spiegazione di aspetti scientifici declinati in chiave storica, ma che prevederebbero per esempio lo sviluppo del concetto di atomo dall'antichità fino a oggi, la successione dei vari modelli atomici che sono stati proposti. Ecco, io confesso molto apertamente di non avere nemmeno le competenze, gli strumenti per una spiegazione del genere. Mi interessava dunque piuttosto recuperare le storie delle singole personalità che hanno contribuito allo sviluppo delle varie branche della scienza, in particolare in un momento drammatico come è stata la Seconda Guerra Mondiale, ecco. E anche per recuperare un po' il lato umano della scienza, che spesso ci spaventa, soprattutto noi umanisti, devo dire, di formazione, ci spaventa con le sue formule, il suo aspetto così quasi intimidatorio. In realtà, se scaviamo un pochettino, scopriamo poi che le vicende biografiche dei singoli scienziati hanno influito anche sul modo in cui si sono sviluppati gli incontri tra di loro o gli scontri anche, fecondi o deleteri a seconda dello schieramento in cui si sono trovati a operare in questa tragica evenienza della Seconda Guerra Mondiale. Ci puoi citare qualche esempio di conflitti interiori di natura etica che si sono trovati a vivere questi scienziati di cui hai parlato? In questo corso sono partito dalla figura di Enrico Fermi, che ha avuto un ruolo di primissimo piano nell'avviare anche gli studi che poi hanno portato alla realizzazione della bomba atomica. E sì, è una domanda che gli è stata rivolta più volte, se non si sentisse responsabile per la catastrofe che poi si è abbattuta sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki. E la sua posizione è riassumibile nel senso di una tendenziale impoliticità. Lui non voleva essere sfruttato in questo modo, certamente. La sua autodifesa alla fine suonava grosso modo in questi termini. Se non ci fossi arrivato io alla scissione dell'atomo, qualcun altro sicuramente l'avrebbe fatto, insomma. E questo deve farci riflettere probabilmente, perché se la scienza ha questa capacità di procedere quasi motu proprio verso nuovi traguardi, sicuramente dobbiamo riflettere su questo, insomma. Se questa forza è in grado di camminare da sola, sicuramente questo ci impone di trovare dei correttivi o quantomeno un sistema per fare in modo che le nuove scoperte servano al bene generale. Forse questo è un compito che interpella i politici più che gli scienziati. Credo che Fermi volesse dire questo, insomma. Io ho fatto il mio, adesso sta a qualcun altro far sì che tutto questo non porti poi alla distruzione dell'umanità.